Io sono pronto. Ok. Cari amici, buona giornata e buona domenica a tutti. Siamo di nuovo qui dallo stadio Picchi di Jesolo per vivere insieme la seconda giornata del campionato italiano di società master di atletica leggera, che segue la prima che si è svolta ieri pomeriggio, nel pomeriggio, in cui abbiamo visto già risultati piuttosto interessanti e che dopo le prime gare, per quello che può contare la classifica parziale, perché è chiaro che poi ci sono dei meccanismi di compensazione, dei meccanismi di scarto delle gare, ricordo che la classifica viene stilata in base ai migliori 13 punteggi su 16 gare del programma, ma la classifica provvisoria dopo la prima giornata vede ai primi 6 posti della classifica, diciamo che sono le società che possono ambire alla conquista del titolo di campioni italiani, quindi dello scudetto. Per quanto riguarda il settore maschile, al 6° posto la Biotecna Marconna con 727 punti, poi al 5° posto la Fratellanza Modena con 727,5, al 4° posto un'altra società veneta, la Martellago Tortellini Voltan con 740 punti, 3° posto ancora Veneto, un Master Atletica di Vicenza che ha accumulato 743 punti. Al 2° posto della classifica provvisoria dopo la prima giornata c'è la Virtus Castenedolo di Brescia con 760 punti,5 e guida la classifica provvisoria l'Olimpia Amatori Rimini con 763,5. Per quanto riguarda invece il settore femminile, al 6° posto troviamo l'Atletica Santa Monica di Misano Adriatico con 634,5 punti, quinta la Virtus Castenedolo, che quindi è in buona posizione sia con i maschi che con le femmine, che ha 643 punti. Al 4° posto Trieste Atletica con 645,5
666,5. Terza posizione l'Asse Giglio Rosso Firenze con 664 punti. Al secondo posto la Südtirol Team Club con 668 punti e al comando provvisorio della classifica femminile troviamo la formazione di Roma Atletica con 677,5 punti. Ripeto che questa classifica è da prendere con beneficio di inventario, perché chiaramente poi ci sarà il meccanismo degli scarti che inciderà sulla classifica finale. Nella seconda giornata, la giornata di oggi, che sarà lunghissima perché inizieremo, le gare sono già iniziate praticamente con la disputa del lancio del martello maschile, e già ci sono anche risultati piuttosto interessanti, tra poco andremo anche a vedere questi risultati, e in questa seconda giornata, diciamo, il programma è abbastanza denso. Si è partito col martello maschile alle 8:30 e alle 9 inizierà la gara del lungo primo gruppo maschile, anzi è iniziata in questo momento proprio la gara del lungo maschile e la gara dell'alto femminile primo gruppo. Alle 10 avremo i 200 ad ostacoli femminili e alle 10:20 i 200 ad ostacoli maschili, poi i 3000 metri donne alle 11 e il disco alle 11:30, disco femminile alle 11:30, alle 11:45 i 5000 metri uomini, alle 12:30 il triplo donne, alle 12:50 i metri 800 donne e alle 13 il peso maschile, alle 13:10 gli 800 maschili, poi a seguire alle 13:50 i metri 200 femminili, alle 14 il giavellotto donne, alle 14:20 i 200 metri uomini e poi a concludere il programma di tutta la manifestazione le staffette 4x400 alle 15 quelle femminili e alle 15:40 quelle maschili. Questo è il programma densissimo, come potete vedere, della giornata odierna, che quindi dobbiamo seguire praticamente senza respiro. Dicevo delle gare che sono già iniziate e già abbiamo visto in pedana uno dei mostri sacri, diciamo, dell'atletica amatoriale, Carmelo Rado, che ieri ha vinto la gara del disco, oggi è impegnato nella gara del martello e già ha lanciato col martello da 2 kg a oltre i 40 metri, quindi una M80 Carmelo Rado, che sta facendo la storia dell'atletica master nei lanci. E in gara anche un M95 classe 1918 Tiny Karate Brianza, la sua società. Si tratta di Giuseppe Rovelli, che ha lanciato il martello a 11,66, poco di sotto di quella che è la sua miglior misura stagionale, ma siamo a livello M95, diciamo così, non è più una verdissima età, e l'atleta è ancora in piena efficienza, diciamo. È iniziato intanto, come vediamo vicino alla pedana del martello, anche la gara dell'alto, ma continuiamo pure a seguire la gara del martello, dove sta per entrare in pedana Alberto Menegotto della Südtirol Team Club. Alberto Menegotto è un M65, vediamo il suo lancio, tecnica rotatoria abbastanza corretta, diciamo un lancio superiore ai 30 metri per l'atleta altoatesino, mentre nel video vanno le immagini del salto in lungo con il portacolori con Massimo Agostini del Giovanni Scavo. Giovanni Scavo 2000, un personale di 4,97, 4,63 in questo suo primo salto. Si sa che la mattina i risultati tardano un po' a venire, perché il fisico ci mette un po' di tempo per mettersi in moto, quindi siamo sempre su buoni livelli. Il prossimo a saltare nel lungo sarà Maurizio Riccitelli, che vediamo già inquadrato in questo momento. Maurizio Riccitelli
veste la maglia della SEF Macerata, si presenta a questa gara con un personale di 4,59. Vedremo cosa saprà ottenere, mentre nell'alto siamo ancora nel primo gruppo alto femminile su quote relativamente basse, 95 cm. Mentre nel martello abbiamo visto il lancio del martello del martello ha lanciato Rezio Gianoli della Master Atletica, una delle società che sta giocando per il titolo di campioni italiani. Quello che abbiamo visto intanto inquadrato era il salto di Hans Leimer della Sport Club Meran, M75, un personale di 4,15. Vediamo cosa esce, 3,47 in questo suo primo salto. Andiamo nella pedana del martello, se è possibile, in cui sta entrando in pedana per il terzo lancio il veterano di questa gara, Giuseppe Rovelli, M95, classe 1918. Vediamo il lancio di Giuseppe Rovelli, 11,66 nel lancio precedente, e diciamo che siamo più o meno sulle stesse misure. Per Giuseppe Rovelli si alza la bandiera bianca, quindi lancio valido per lui, e direi di rimanere ancora con le immagini sulla pedana del martello, perché tra poco eccolo che sta per entrare in pedana. In questo momento c'è il mitico Carmelo Rado della Olimpia Amatori Rimini, che ieri ha vinto il lancio del disco, un atleta che è un M80 classe 1933, che nella sua carriera ha vinto di tutto, sin da quando era agonista. Adesso amatore, è uno degli atleti di punta a livello mondiale. Un giro, e attenzione perché il martello arriva ancora dalle parti della fettuccia dei 40 metri, forse leggermente inferiore al lancio precedente, nel quale ha ottenuto un 40,23 che lo pone al comando della classifica provvisoria. Poi, come ha ricordato anche ieri Rosa Marchi, ci saranno le tabelle di compensazione, per cui la vittoria non viene assegnata sicuramente a colui che lancia, anche perché poi tra l'altro in queste categorie si lancia con attrezzi di peso diverso, quindi ci sono dei meccanismi di compensazione che poi stabiliranno la classifica finale. Ora in 39,13 intanto per Carmelo Rado, ora è Galdino Rossi a lanciare, Galdino Rossi dell'Atletica Ambrosiana, anche lui non giovanissimo, età M75, classe 1938. Nel lungo invece abbiamo visto il salto di Antonio Enrico Sedda della Ansicora Cagliari. Sedda è un M45 che ha un personale di 5 metri, vediamo cosa ottiene con questo suo primo salto. Ricordo che siamo nel primo gruppo, poi ci sarà un secondo gruppo con saltatori che puntano anche a misure molto più lunghe. Non si vede la misura purtroppo di Sedda, mentre abbiamo visto il salto di Paolo Maieron della Trieste Atletica. Nel salto in alto donne, primo gruppo, lo ricordo, siamo sulla quota di 4,09, intanto era il salto di Paolo Maieron. Nel salto in alto donne siamo a 1 metro in questo momento. Vedremo chi sarà ad entrare in pedana. Sarà Paola Butturini della Ideal D'Or Libertas San Biagio, eccola che è in azione l'atleta trevigiana, e supera agevolmente questa misura Paola Butturini.
Paola Butturini, che ha un personale di, anzi non ha una misura di accredito, quindi già con questa misura ha ottenuto un ottimo risultato, superando abbondantemente l'asticella a 1 metro. Non altrettanto fortunata abbiamo visto Rosa Martini della Atletica Varazze in questo suo primo tentativo a 1 metro. Nel lungo ha saltato Marco Mastro Lorenzi della Roma Atletica. Ok, mentre continuano le gare in pista, nelle pedane, noi mandiamo uno spot pubblicitario e ci ritroviamo fra qualche secondo. Ed eccoci di nuovo con le immagini sul campo. Abbiamo visto un lancio dalla pedana del martello del numero 15, si tratta di Ugo Coppi della Fratellanza Modena 1874, un lancio che vale 26,33 per Coppi. Ora è il turno di Franco Becchi dell'Asse Giglierosso Firenze. Siamo al terzo turno di lanci nel martello, quindi sta volgendo al termine. Ricordo che gli atleti hanno a disposizione 4 prove per ogni nelle gare di lancio e di salto. Vediamo questa prova di Becchi, Franco Becchi. Prova a fare i 2 giri, qualche problemino di equilibrio, quindi non è sicuramente il suo miglior lancio questo, mentre nel lungo c'è il salto di Francesco Trubiani che dà il via al secondo turno di salti di questo primo gruppo. Francesco Trubiani, 3,81 di personale. È un M65, gareggia per la SEF Macerata, 3,54 in questo suo primo salto. Nel martello abbiamo visto il lancio di Emanuele Quattrone, Daini Karate Brianza, stessa società di Giuseppe Rovelli. Le Quattrone è un M65 e ottiene con questo lancio una misura poco sotto i 20 metri, 17,55. Il prossimo, diciamo con le immagini nel salto in alto, dove sarà impegnata tra qualche istante Giulia Perugini della SEF Macerata nel terzo tentativo sulla quota di 1 metro. Non riesce, quindi conclude qui la sua gara l'atleta di Macerata. Ancora un terzo tentativo, quello di Rosa Martini dell'Atletica Varazze, sempre sulla quota di 1 metro. Anche Rosa Martini conclude la sua gara con questo salto.
ora verrà alzata, verrà portata a 1,5 m l'asticella nel salto in alto, quindi si rinizia, mentre nel martello abbiamo 21,77 per Giovanni Nangano Cappello, e il prossimo ad entrare in pedana sarà Alberto Menegotto della Sul Tirol Team Club. Direi buona la tecnica di Menegotto, che è un M65, 3 giri per lui, classe 1949. Vediamo la misura dell'atleta altoatesino: 34,18 per lui, non male direi. Mentre vediamo nella pedana del lungo il salto di Giuseppe Genna del CUS Palermo, una misura dell'atleta siciliano che ha un personale di 4,87 stagionale. (3,75) in questo suo secondo salto. Il prossimo ad entrare in pedana sarà Renato Gallo della Virtus Este Valbona, M55, con un personale di 5,07. Vediamo il salto di Gallo. E direi buono questo salto di Gallo. 5,07 è il suo personale, con un salto che non è forse inferiore ma non molto lontano dalla sua migliore misura stagionale, quella dell'atleta testino, Padova Sud, zona Colli Ugani. 4,85 la misura di Renato Gallo. Mentre nella pedana del martello sta entrando per Master Atletica Rezio Gianoli per il suo terzo lancio. Molto accurata la sua preparazione al lancio, come deve fare un atleta che sa il fatto suo nei lanci, specie in questo tipo di lancio che richiede una tecnica piuttosto impegnativa. Un lancio vicino ai 30 metri per Ezio Gianoli, che si è presentato a questa gara con un personale di 25,57, quindi sicuramente ha fatto un lancio superiore a quello che era il suo personale stagionale prima di questa gara. 29,16, si migliora notevolmente Gianoli e va a concludere il terzo turno di lanci Paolo Matteo Zanella della Atletica Ambrosiana. Direi di rimanere ancora sulla pedana, con le immagini sulla pedana del martello, perché sta entrando in pedana Giuseppe Rovelli, 96 anni per lui, M95. Vediamo questo suo ultimo lancio, il miglior lancio a 11,66 fino a questo momento. Finisce purtroppo fuori settore questo ultimo lancio e quindi conclude qui la sua gara il veterano di questa gara Giuseppe Rovelli, ma un altro veterano sta per entrare in pedana per il suo ultimo lancio. Si tratta di Carmelo Rado,
che sta guidando la classifica provvisoria con 40,23. Intanto andiamo con le immagini al salto in lungo, dove vediamo il salto di Antonio Di Giovanni della Roadrunners Club Milano, e però direi di tornare sulla pedana del martello, dove è interessantissimo seguire questo ultimo lancio di Carmelo Rado. Una tecnica abbastanza semplice, alcuni preliminari più un giro e poi il lancio, e direi che è molto buono questo lancio di Carmelo Rado, però potrebbe essere anche superiore al 40,23 che lo pone per il momento al comando della classifica provvisoria. Vediamo il responso del misuratore. Ancora un lancio superiore ai 40 metri e superiore ai 41 addirittura, quindi 41,22 per Carmelo Rado, che conclude in bellezza così la sua avventura a questo campionato italiano master. Mentre nell'alto abbiamo visto la terza prova, quindi finisce qui la sua gara di Yolanda Centioni della SEF Macerata alla quota di 1,05. Questo che vediamo è il salto di Giovanni Lambri dell'Atletica Ambrosiana. Giovanni Lambri è un M65 che ha un personale di 4,47. Vediamo quanto vale questo suo salto. Siamo con le immagini sulla pedana del salto in alto, dove l'asticella ora viene portata a 1,10 m. Nel gruppo, in questo primo gruppo, ci sono delle atlete che hanno personali che vanno da 1 metro e qualcosa meno, anche fino a 1,32 m di Barbara Bettella della Giovanni Scavo 2000 di Roma, 1,23 per Alessandra Barilli della Santa Monica di Misano, e poi una serie di 1,20, si tratta di Michela Guarise della Ideal d'Or Libertas San Biagio, Anna Sanna della Roma Atletica e Roberta Montanari della ASG Rosso Firenze. Sono queste le più quotate concorrenti di questa prima serie. La prima ad entrare in gara a 1,10 sarà Laura Mencarini dell'Atletica dei Gelsi, eccola che sta saltando in questo momento, e supera al primo tentativo 1,10 e va ad eguagliare la sua miglior misura stagionale. Ora sarà proprio Roberta Montanari, una delle più quotate concorrenti di questo primo gruppo, ad effettuare il suo primo salto su questa misura. Roberta Montanari dell'Assi Giglio Rosso Firenze. Eccola che si sta preparando, non è questa che vediamo, ma è maglia rossa l'atleta, eccola, la vediamo dietro il ritto. Rinuncia al salto l'atleta, ma ha ancora la possibilità. M60, classe 1953. Non riesce questo primo tentativo sulla quota di 1,10 per Roberta Montanari, che ha al suo attivo in questa stagione 1,20 m, quindi sicuramente alla sua portata questa misura. Ma intanto entra in pedana Anna Sanna della Roma Atletica, che supera al primo tentativo
questa misura, la misura di 1,10. Viene chiamata ora in pedana Michela Guarise della Idealdor Libertas San Biagio, eccola saltare in questo momento e senza indugi supera l'asticella a 1,10 m al primo tentativo. Abbiamo quindi intanto la classifica di una gara che si è conclusa in tarda serata di ieri, la gara del Giavellotto, che verrà premiata questa mattina, che ha visto la vittoria di Angelo Luigi Brolo dell'Atletica Ambrosiana con 100 punti davanti a Lucio Buiatti della Tortellini Voltà Martellago e al terzo posto Vincenzo Cappella della SEF Macerata. Questi tre atleti li vedremo tra poco premiati, mentre entra in pedana con il numero 8 Sonia Fernandez Sanchez, che è l'atleta che ha il miglior personale tra le concorrenti. Ha un personale di 1,10, chiedo scusa, ha un personale di 1,10 che va ad eguagliare proprio con questo salto l'atleta. Ora la prossima a saltare sarà proprio Barbara Bettella, quella che dicevo prima, personale di 1,32, sicura al di sopra dell'asticella, anche con un buono stile per l'atleta della Giovanni Scavo di A2000 di Roma. E la prossima invece a saltare sarà Alessandra Barilli della Santa Monica di Misano Adriatico. Alessandra Barilli ha un personale di 1,23 e supera agevolmente la misura di 1,10 m l'atleta romagnola. Sempre nella pedana del salto in alto per il secondo tentativo di Roberta Montanari a 1,10, portacolori dell'Assi Gigliarosso Firenze. Secondo tentativo che purtroppo non riesce. Nel martello intanto c'è un ottimo 32,90 di Becchi, e quello che sta lanciando in questo momento è Alberto Colazingari, che veste la maglia gialla della Giovanni Scavo di 2000 di Roma. Vediamo se è possibile con le immagini sulla pedana del lungo, dove sta per saltare Aldo Del Rio della Runners Club Milano. Eccolo il suo salto. Giovanni Del Rio, Aldo Del Rio ha un personale di 4,72, un M65, quindi uno degli atleti da tenere in considerazione per la classifica finale. 4,21 in questo suo salto. Mentre viene ora alzata l'asticella nel salto in alto donne, viene portata a 1,15 m. 1,15 m, quindi comincia a diventare una misura selettiva per tutte le atlete in gara, alcune sono già uscite.
Nel martello invece siamo agli ultimi lanci, è entrato in pedana Giovanni Nangano della CUS Palermo per il suo ultimo lancio. Nangano è un M65, intorno ai 20 metri, poco più il suo lancio. In pedana ancora nel martello per il suo ultimo lancio Alberto Menegotto, mentre il salto che abbiamo visto è quello di Renato Gallo della Virtus Este Valbona. Un salto nullo questo di Gallo. Vediamo ora il lancio di Alberto Menegotto, il quarto lancio, uno degli atleti che possiedono, l'atleta possiede una discreta tecnica di lancio. Vediamo 3 giri per lui e il martello che vola al di là della fattuccia dei 30 metri abbondantemente. Menegotto ha è un M65 classe 1949, 33,08 per lui in questo lancio. Francesco Bettucci ora va a concludere la sua gara, il portacolori della SEF Macerata. Nell'alto vediamo inquadrata Paola Butturini della Ideldor Libertas San Biagio, che al primo tentativo supera il 1,15 m, non ha una misura di accredito nell'iscrizione, quindi diciamo che la sua è un'ottima prestazione. E nel martello invece vediamo Flavio Asta, grande atleta del passato, primatista italiano del getto del peso, ottimo interprete della tecnica del lancio del disco, e ora in questa gara impegnato nel martello il colosso veneziano che veste la maglia della Tortellini Voltan Martellago. Vediamo la sua misura, poco sopra i 30 metri. Flavio Asta è un M65. Va Rezio Gianoli della Master Atletica a concludere la sua gara. Si è notevolmente migliorato in questa manifestazione, portandosi a ridosso dei 30 metri. Vediamo quanto riesce a ottenere con questo suo ultimo lancio. Poi ci sarà la chiusura con Paolo Zanella e quindi si concluderà questo primo gruppo di lanci nel martello. Direi buono questo lancio di Gianoli, che esulta tra l'altro perché forse non aveva mai superato la fettuccia dei 30 metri, probabilmente con questo lancio ci è riuscito. Vediamo se è così. E ci riesce, si migliora di oltre 5 metri in questa gara Gianoli. 30,59 che migliora di oltre 5 metri il personale con il quale si è rappresentato a questa gara. E quest'ultimo lancio che abbiamo visto è quello di Matteo Zanella, che però è un lancio nullo, quindi con questo lancio si conclude la gara del martello. Continuiamo quindi a seguire quella del salto in alto, dove abbiamo visto il salto di Francesca Ragnetti della Libera Atletica di Roma, un personale di 1,11 che ha migliorato con questo salto portandosi a 1,15. Non riesce a superare l'1,15 invece la Sonia Fernandez della Futura Cagliari. Ora è in pedana Barbara Bettè
Bettella del Giovanni Scavo 2000 di Roma, che già aveva evidenziato la sua facilità di salto nelle misure precedenti e ancora sull'1,15 supera agevolmente l'asticella. Un po' di incertezza nella rincorsa invece per Alessandra Barilli dell'Atletica Santa Monica di Misano, che ha un personale di 1,23, quindi dovrebbe essere in grado di superare questa quota. E infatti così è, e la supera anche di parecchi centimetri, quindi si propone anche lei tra le possibili favorite di questo primo gruppo. La prossima a saltare è Sonia Fernandez, terzo tentativo che purtroppo non riesce per l'atleta della futura Cagliari Solo Atletica, quindi conclude qui la sua gara l'atleta sarda. Stanno intanto facendo il loro ingresso in campo anche i concorrenti della seconda serie del lancio del martello, mentre prosegue, mentre si sta alzando l'asticella che viene portata a 1,18 m, proseguono i salti del primo gruppo del salto in lungo maschile. Quello che abbiamo visto ha saltato nel primo gruppo il portacolori della Trieste Atletica. Vediamo quanto riesce ad ottenere. 4,03 per Paolo Maieron del Trieste Atletica, che ha un personale di 4,57. Siamo sempre comunque sulla pedana del salto in alto e il primo tentativo 1,18 viene fallito dal portacolori di Roma Atletica Anna Sanna. Vedremo chi sarà la prossima a saltare. Salto riuscito, non mi sembrava Anna Sanna quella che ha saltato, perché ora comunque c'è il numero 32, si tratta di Michela Guarise, che supera con sicurezza l'1,18 della Idealdor Libertà San Biagio. Ora è Paola Butturini, ancora stessa società, e qualche incertezza, problemi nello svincolo, aveva superato col bacino l'asticella. Sempre nella pedana dell'alto entra ora in pedana Francesca Ragnetti, che fallisce questo primo tentativo a 1,18. Lei si è presentata a questa gara con un personale di 1,11, quindi siamo sui suoi limiti. Già si è migliorata con 1,15. Ora Barbara Bettella, Giovanni Scavo 2000, l'atleta più quotata, che ha un personale di 1,32 e anche, se vogliamo, la tecnica più efficace tra le concorrenti di questo primo gruppo, e supera il primo tentativo Barbara Bettella il 1,18 m. Vediamo se riuscirà a farlo anche Alessandra Barilli della Santa Monica di Misano, che abbiamo visto saltare molto bene nel salto precedente. E così è, anche lei una tecnica molto efficace, abbastanza corretta, diciamo, dal punto di vista tecnico, l'esecuzione di Alessandra Barilli. Andiamo al secondo tentativo per Paola Butturini della Idealdor,
che commette un nuovo errore su questa quota. Mentre il secondo tentativo anche per Francesca Ragnetti. Ancora errore per l'atleta romana, libera atletica. Sono rimaste ormai in poche le concorrenti di questo primo gruppo in gara sulla quota di 1,18. Vediamo chi sarà. Ecco, al terzo tentativo c'è Paola Butturini della Ideal D'Or Libertas San Biagio, terzo tentativo sulla misura di 1,18. Sfortunatissima, perché sembrava aver superato l'asticella, che però vibra per un po' e poi cade. Quindi esce di scena anche la trevigiana Paola Butturini, mentre ci sarà il terzo tentativo anche per Francesca Ragnetti. Libera atletica, Roma, è entrata in gara con un personale di 1,11, ha ottenuto 1,15 ed ora tenta di migliorare ulteriormente il suo stagionale. Niente da fare, quindi conclude anche Francesca Ragnetti la sua gara. Ora dovrebbe essere alzata l'asticella, mentre c'è un 4,51 di Hubert Indra nel salto in lungo. Hubert Indra, una grande del passato nelle prove multiple, oltre i 7.000 punti nel decathlon per lui. E siamo con le immagini sempre alla pedana dell'Alto, mentre nel lungo c'è stato un buon salto del numero 24, si tratta di Renato Gallo. Se andiamo con l'immagine del lungo vediamo la misura di Renato Gallo, perché ha un personale poco superiore ai 5 metri, con questo salto dovrebbe essere intorno a quella misura, o forse ecco 4,83, qualcosina sotto, ma sempre una buona prestazione da parte della portacolori della Virtus Este Valbona, un M55. Siamo al quarto turno di salti nel lungo, ma direi di tornare nella pedana dell'Alto, perché siamo all'epilogo di questo primo gruppo. Per quanto riguarda le atlete, vediamo il salto, ottimo salto peraltro a 1,21, un ottimo salto di Michela Guarise della Ideal D'Or Libertas San Biagio, che si è presentata con 1,20, quindi ha già migliorato il suo primato stagionale, la trevigiana della Ideal D'Or Libertas San Biagio.
Va ora in pedana Barbara Bettella, Giovanni Scavo 2000. Mentre il salto che abbiamo visto, ecco la Bettella, e supera anche l'1,21 Barbara Bettella, che ha uno stagionale di 1,32 m, quindi è l'atleta più quotata tra quelle in gara in questo primo gruppo. Vediamo la risposta ora di Alessandra Barilli della Santa Monica di Misano, che fino a questo momento molto bene si è comportata, qualche problema nella fase di valicamento, ma sembra abbondantemente alla sua portata questa misura. Andiamo al secondo tentativo per Anna Sanna. Non riesce Anna Sanna a superare al secondo tentativo la quota di 1,21 m. Ancora un'incertezza invece per Alessandra Barilli, che ha alla sua portata sicuramente questa misura, ma non riesce a trovare il valicamento giusto per superare l'asticella, e allora va al terzo tentativo Sanna, Anna Sanna della Roma Atletica. Siamo al limite, quindi saltano anche le certezze per quanto riguarda la rincorsa, quindi ultima possibilità per proseguire la gara per l'atleta della società romana. Società romana che, lo ricordo, sta guidandolo dopo la prima giornata, guida la classifica provvisoria femminile, quindi esce di scena